Benvenuti, bentrovati, eccoci al nuovo appuntamento dedicato allo sport, naturalmente, sempre sulla nostra web tv www.venetoglobe.com, dove trovate tutti i nostri servizi, reportage, interviste e quant'altro in modalità on demand. Ci vedete invece, ci potete vedere ogni sera alle 19:40 circa e poi nella nottata per quanto riguarda Caffè TV 24, il nostro appuntamento sul digitale terrestre attraverso i canali di Caffè TV 24, in questo caso 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma Caffè TV 24, la TV che si vede in tutto il nord Italia, Emilia Romagna e Marche compreso. Andiamo a vedere le principali notizie e a scoprire insieme le principali notizie di oggi. Allora, stasera ritorna la Champions per quanto riguarda il calcio, in campo ci va la Roma all'Olimpico che affronterà il Porto. Nel PSG invece in campo ci va Buffon. Sappiamo quanto interessi a Gigi Buffon la Champions e quanto farà di tutto per cercare di arrivare soprattutto alla finale, ma poi di vincerla. È una ricerca questa del PSG alla Coppa con le cosiddette orecchie. Domani invece toccherà alla Juventus contro l'Atletico Madrid, ma avremo modo di parlarne domani. La Serie A in campo il 15 prossimo proprio con la Juventus Frosinone si giocherà alle 20:30, poi il campionato suddiviso sabato, domenica, lunedì, chiamato spezzatino per l'appunto, sabato, domenica e poi lunedì chiusura con Roma-Bologna. In Serie B le Venete, ieri sera ha giocato l'ultima delle Venete, il Venezia di Walter Zenga che ha pareggiato in casa contro il Lecce per 1-1, esordio anche del trevigiano Fornasier nella difesa e di un altro trevigiano Bocalon in attacco. Per Bocalon ha cercato il gol nel suo stadio ma non c'è riuscito. Attenzione invece alla panchina di Grosso al Verona, sempre per quanto riguarda la Serie B, potrebbe subentrargli Serse Cosmi se non farà risultato Grosso appunto contro lo Spezia, e in effetti la prossima giornata da venerdì prevede Palermo-Brescia, poi Benevento-Cittadella, Padova-Foggia, Spezia-Verona, come dicevamo, riposerà il Venezia di Walter Zenga. In Serie C si torna in campo oggi con Pordenone Vis Pesaro, Virtus Verona Renate, Monza Lanerossi Vicenza e Triestina Südtirol. Sui social polemiche fioccanti dalla Vicenza, dal figlio di Rosso che dice dobbiamo salire in Serie B ma qualcuno eventualmente non ci vuole, e quindi fa capire che le critiche sui social anche da molti tifosi lanciati al Pordenone insomma sono appoggiati anche dalla dirigenza. Il Monza è un cliente difficile per il Lanerossi perché viene da una pesante sconfitta proprio con la Triestina per 3-1 e sappiamo quanto denaro si sta investendo in questo periodo appunto a Monza. Andiamo alla Serie D dove c'è crisi purtroppo in casa Montebelluna. Fino ad ora abbiamo sempre detto posizione di tranquillità in mezzo alla classifica, 28 punti, adesso dopo queste tre sconfitte, queste 3 KO consecutivi c'è un momentaccio di risultati per Checco Feltrin e il suo Montebelluna. Sarà necessario fare classifica o muovere la classifica già domenica, ma attenzione perché arriva un clientino mica da ridere o arriva una delle due capoliste appunto l'Arzichiampo. Eccellenza Girone B, qui alla 23esima giornata noi eravamo presenti a Pieve di Soligo al D'Agostin per la gara Eclisse Carini Pievigina Porto Mansuè che ha decretato il successo dell'Eclisse 2-0 e quarto posto per la formazione appunto di Stefano Della Bella. Andiamo dall'altra parte della barricata, per impegni non si è presentato in sala stampa Stefano Andretta che ha delegato il suo secondo Leo Cagnato, che tra l'altro è anche un ottimo preparatore atletico proprio della stessa squadra. Sentiamolo. Sì, non abbiamo fatto una brutta partita, è vero che purtroppo ultimamente prendiamo sempre dei gol un po' strani, diciamo così, nel senso che prendiamo molti gol sul calcio da fermo, calci di punizione oppure calci d'angolo, e quindi questo è un po' rammarico perché comunque non abbiamo fatto una brutta partita. È vero che la Pievigina, il Carini ha avuto sicuramente una determinazione diversa, questo bisogna dirlo insomma. Ma no, è una cosa che purtroppo ci portiamo da un po' di tempo. Noi
Gol su azione ne prendiamo veramente pochi, gli unici gol che prendiamo sono quasi tutti su calcio da fermo, su calcio di punizione, diciamo così. Quindi è un po' una costante purtroppo. Lavorare in settimana. Sappiamo dove lavorare e sappiamo dove andare, sì. La ringrazio per la disponibilità. Niente, arrivederci. Ciao. Buon lavoro a Leo Cagnato, sicuramente insieme a Stefano Andretta sapranno rimettere in pista nuovamente il loro Porto Mansuè. Mancava la promozione ieri, vi dicevo, e allora sesta giornata di ritorno, questi risultati a Cornuda. Caorle batte Cornuda Crocetta 2-0, all'Opitergium di Oderzo Conegliano batte Opitergina 2-1, Favaro Fontanelle 0-0 a Portogruaro e Fossalta 2-2, ferma sul pareggio il Portogruaro. Lovis Spresiano Giulia Sagittaria 3-0, poi Villorba batte Noventa 2-0, ZTLL Sinistra Piave batte Vazzola 3-0 e Prodeco Montello batte Vedelago 1-0, un Prodeco di Marchetti eccezionale che sta facendo un campionato veramente meraviglioso. Lasciamo il calcio e passiamo al basket. TVB Basket Treviso che a Verona ha portato a casa una sconfitta dalla Tezenis per 75-70, sempre terzi quindi dietro Montegranaro e Fortitudo che giocherà nella giornata del 20 a Mantova. È confermato l'arrivo di David Logan che arriverà entro venerdì, ha detto, la firma soltanto dopo le visite mediche. Andiamo ancora al Palazzetto dello Sport di Verona dove troviamo Lorenzo Uglietti con le immagini forniteci dalla società. Sì, loro sono stati molto bravi a interpretare il piano partita, ovvero quello di farci stare da fuori fondamentalmente, perché sul blocchi passavano sotto e hanno deciso di rischiare più sul tiro da fuori che su penetrazioni o palla dentro, tex, i nostri lunghi e tagli, comunque sia. Stati molto bravi e penso che sia stato quello a farli arrivare comunque sia con un buon vantaggio all'ultimo quarto e gestire i punti di vantaggio. Noi siamo stati bravi a crederci, non affossarci come magari può succedere parecchie volte, che vedi che fai tutti gli sforzi che puoi per poter recuperare, invece non ce la fai. Mi è piaciuto quello della squadra che non abbiamo mai mollato. Ci serve anche una partita punto a punto perché per farci capire come reagiamo nei momenti di difficoltà, perché d'ora in avanti arriveranno partite toste, soprattutto in trasferta, e dobbiamo essere pronti per prepararci al meglio. Questo lo facciamo sia in allenamento che in partite come queste, dove a volte si vince come a Montegranaro, anche stata punto a punto, se l'abbiamo sfangata noi, e a volte si perde come qua. Però l'importante è tornare in palestra e lavorare sempre più duro. Immagini fornite dalla società, quindi ci scusiamo per qualche mancanza di segnale, per un po' di mancanza di segnale. Uglietti comunque abbastanza triste, diciamo, dopo la sconfitta, lui che è uno che non molla mai, ma saprà chiaramente ritornare subito al meglio nelle prossime giornate. Imoco adesso per quanto concerne la pallavolo femminile, e allora Imoco vittoriosa al Palaverde di Treviso contro Chieri. Stavo guardando di chi era la foto perché non avevo riconosciuto sotto il cappuccio Daniele Santarelli, che ha operato l'altra sera un grande turnover con le sue giocatrici mandando in campo una Imoco 2 come l'hanno soprannominata, che comunque ha fatto una gran bella figura vincendo tranquillamente contro Chieri. Conegliano ora aggancia in vetta alla classifica e passa e fa il sorpasso la formazione di Novara nonostante una partita in meno. Sabato sera alle 20:30 ci sarà l'incontro con Filottrano, ma per fare il punto sulla giornata completa sentiamo il servizio che ci arriva dalla Lega Femminile su questo campionato. Corrono fianco a fianco a quota 43 punti l'Imoco Volley Conegliano e la Igor Gorgonzola Novara in vetta alla classifica della Samsung Volley Cup di Serie 1 femminile. Le Pantere di Santarelli, che opta per un ampio turnover per far rifiatare le sue, davanti ai 4.000 del Palaverde di Villorba, piegano in 3-set la Reale Muto Fenera Chieri e raccolgono altri 3 importanti punti, così come le Azzurre di Barbolini, che in un Pala Baldinelli tutto esaurito hanno la meglio per 3-0 sulle padrone di casa della Lardini Filottrano. Vittoria importantissima al Palaradi per la E più Pomi Casalmaggiore, che batte per 3-1 la Savino del Bene Scandicci in una partita combattutissima fino all'ultimo punto.
Le toscane si allontanano così dalla vetta, ferme a 39 punti, mentre risalgono le casalasche a 32, agganciando la Unet Iwork Bustarsizio al quinto posto, che cade al Mandela Forum sotto i colpi del Bisonte Firenze. Le ragazze di Caprara consolidano il settimo posto, mentre sale al quarto in solitaria a 34 punti la Saugella Team Monza, che nella maratona della Candy Arena contro la Bosca San Bernardo Cuneo riesce ad avere la meglio al tiebreak, dopo aver perso il primo set su un rocambolesco punteggio di 32-34. Le cunesi, col punto guadagnato, salgono a 24 punti insieme alla Zanetti Bergamo e alla Banca Valsabina Millennium Brescia, che nell'anticipo del sabato sera hanno visto vincere proprio le ragazze di Bertini sulle leonesse bresciane, infuocando così la sfida per l'ultimo posto utile per l'accesso ai playoff. Sì, diciamo che il primo set ci è andata molto bene, anche grazie a loro, perché comunque hanno commesso davvero tanti errori, e effettivamente il secondo set forse ci siamo un po' adattata a questa cosa, e loro invece sono state molto brave perché hanno tenuto un buon ritmo durante il secondo set, e questo secondo me noi l'abbiamo pagato un po'. Poi però siamo state brave gli altri due set comunque a spingere e a tenere il nostro ritmo. Bene, come sempre esauriente il bilancio e il servizio appunto della Lega Femminile Pallavolo, e allora noi attendiamo Filottrano sabato al Palaverde, seguiremo la gara e la commenteremo e poi la rivedremo su Caffè TV 24. Chiudiamo parlando di hockey su ghiaccio. Vi sarete chiesti come mai non avevamo servizi e interviste dall'Odegaard di Asiago. Beh, perché c'era la pausa per le nazionali, un po' come il rugby. Bene, e dopo la pausa si torna alla Alps, guidata sempre da Valpusteria in testa alla classifica. Stasera alle ore 20:30 da seguire c'è proprio l'Odegaard di Asiago. Se volete salire quindi sull'altopiano troverete l'Asiago che affronta la formazione del Renon, e sarà un'altra grande gara. È tutto per il momento, ci fermiamo qui, noi ci risentiamo domani, solita ora, soliti canali e naturalmente con tutta la redazione. A tutti voi. Buona serata.